Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati, un buon inizio settimana a tutti amici delle stelle di Radio.0. Ritorniamo subito con le ultime novità e diamo il via al nostro oroscopo. Ariete, un clima sereno e soleggiato per voi. Fate tesoro delle cose che vi vengono dette da chi ha a cuore il vostro benessere. Una serata in allegra compagnia in più vi aspetta. Siete interessati a un cambiamento di lavoro? Guardatevi intorno e seguite le piste più convincenti. Toro, la luna armonica a Urano rende la giornata ricca di nuovi spunti, particolarmente favorevole per l'arte o la ricerca spirituale se vi interessa. Uno sguardo lucido e disincantato poi vi consente di vedere chiaro ovunque si focalizzi la vostra attenzione. Gemelli, qualcuno vi tiene sotto controllo, attenzione, evitate gli stratagemmi per risparmiare la fatica e mostratevi solerti e intraprendenti. Un consiglio arriva da Giove. Avete voglia di un sogno, sarebbe facile idealizzare il partner, ma la fantasia è divergente dalla realtà, ricordatelo. Cancro, una dolce sensazione di appagamento, di entusiasmo che date e ricevete dagli altri concorre ad accrescere la sicurezza e a dare il meglio di voi. Con la luna che invia raggi benevoli al vostro segno avrete il desiderio di fare qualcosa per gli altri. Leone, delusi dal comportamento ambiguo di una persona che credevate amica, oggi faticate a trovare il passo giusto. Ci saranno in particolare dei ritardi nelle comunicazioni. Andando oltre l'orgoglio e al vostro angusto orizzonte riuscirete però ad appianare ogni controversia. Vergine, gioie nel cuore e nella professione, condite da un pizzico di fortuna. Non arrivate a sera senza aver fatto programmi dettagliati per la settimana. Contro il sentimento nulla può la ragione, cedete all'amore fino in fondo, pur nella sua complessità. Bilancia, un lunedì lievemente inferiore alle aspettative, ma tranquillo dopo tutto. Dando valore alle piccole cose potrete godervi l'armonia familiare e il calore degli affetti. Dedicatevi a tutte quelle occupazioni che spesso per questioni di tempo siete costretti a trascurare. Questa, per fare ciò, è una buona giornata. Scorpione, come di consueto la luna nel toro mette a soqquadro le emozioni, facendo affiorare gelosie, sospetti e tensioni mai sopiti. Meglio fare piazza pulita. Il cielo invita a godervi ciò che tenete strettamente in mano piuttosto che rincorrere sogni proibiti. Sagittario, mettete al primo posto la concretezza oggi, evitando di smarrirvi nella voglia di rivalsa e puntando direttamente a ciò che reputate molto importante. L'instabilità sentimentale vi rende malinconici, analizzate ciò che accade dentro e fuori di voi. Capricorno, complice la luna, per voi è un momento a dir poco straordinario. Tutto va a gonfie vele, con la dovuta energia assolvete gli impegni senza alcuna fatica. Questioni domestiche, carriera e investimenti filano con il vento in poppa, rinfrancati da belle novità. Acquario, affrontare le diatribe familiari con calma e riflessione vi consentirà di avere una visione obiettiva che porterà infine alla soluzione migliore. Fate una revisione perché qualcosa non funziona, siete troppo convinti di essere dalla parte della ragione. E chiudiamo con i pesci. Ottimo lunedì, grazie alla luna che vi rende seri, affidabili e motivati nel lavoro, un antidoto contro la distrazione e la superficialità. Vivete l'amore in piena libertà, ogni incontro, anche se fugace, è una bella occasione di crescita, ricordatelo. Ed è tutto quindi anche per oggi, per questo inizio settimana di marzo, in compagnia delle nostre stelle. Noi ci ritroviamo domani per tutte le novità. Una buona giornata a tutti e buona fortuna! Radio.0, La miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.